ancora nel Veneto. Prego. Ed eccoci con Florean, presidente dell'Avis di Portogruaro. Ha sentito prima la notizia relativa alle polemiche sull'ospedale di Pordenone tra Dalmas e Moreton, due importanti esponenti del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, parlavano di migrazione, ma questo è esattamente lo stesso problema che c'è da noi, sì, nel Veneto orientale. È lo stesso problema in definitiva, cioè la situazione ospedaliera qui di Portogruaro pone dei quesiti e naturalmente la gente sceglie la via più facile, che è quella più vicina, è quella di andare verso il Friuli. C'è poco da fare. Se non si trova adeguate risposte nella struttura nostra... vabbè, ma comunque la politica del Veneto orientale, tutti quanti gli esponenti dal centro-sinistra come dal centro-destra stanno facendo un po' il tifo per l'ospedale unico. Ora la soluzione San Stino oppure Annone Veneto, perché da Annone Veneto stanno spingendo moltissimo per creare l'ospedale unico, e in qualche modo dà un assist strepitoso a tutte quelle persone che vivono a Pramaggiore, a Cinto Camaggiore, a San Michele al Tagliamento, che vanno in Friuli per le cure sanitarie. O sbaglio? In Friuli costa anche meno. Per noi utenti sì, costa meno perché è più vicino, di conseguenza, però bisogna vedere la direzione AS cosa ne pensa. Ovviamente no? Mi sembra che non sia molto d'accordo del nostro esodo. Noi anche come donatori di sangue a suo tempo avevamo auspicato il non trasferimento del centro trasfusionale, delle funzioni del centro trasfusionale. Naturalmente le funzioni base sono rimaste, che danno la garanzia ai donatori durante la donazione, questo non ci piove assolutamente, però il nostro centro trasfusionale era un centro di riferimento nel Veneto e è stato nell'arco degli anni così impoverito. Ripeto, la sicurezza al donatore è sempre garantita. Allora questi sono i risultati, Presidente. Questi sono i risultati. Mi dispiace, vedo che lei annuisce. La ringrazio, linea alla redazione centrale.